Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3 Nord-Est. Apriamo subito con la cronaca. Ieri sera vi abbiamo raccontato del terribile schianto che si è verificato in A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza, in carreggiata est, quindi direzione Trieste. Un furgone ha violentemente tamponato un camion e ha perso la vita un imprenditore 47enne di Zenson di Piave. Con Zenson di Piave ci colleghiamo quindi subito dove c'è Lina Paronetto. Ovviamente è tutta una comunità che si stringe alla famiglia di questo giovane papà che ha perso la vita. A te Lina, buongiorno. Grazie Marta, buongiorno. Con Tommaso Migotta siamo in via Fermi a Zenson di Piave, la strada lungo la quale sorgono le due aziende che Nicola Vicino, in cui Nicola Vicino lavorava, di fatto la sua azienda, la CET Electronics, lui era un ingegnere, e l'azienda di famiglia invece, la Terre Grosse, un'azienda agricola vitivinicola fortemente radicata qui nel territorio di Zenson. Hai detto bene, la piccola comunità è sconvolta naturalmente per quello che è successo in A4 ieri pomeriggio. Sappiamo che c'è una dinamica particolare, nel senso che poi la ricostruiremo con il sindaco di Cessalto che abbiamo intervistato. Dinamica particolare perché? Perché ieri è stata una giornata nera, purtroppo l'abbiamo raccontata nei telegiornali di ieri, lungo l'autostrada A4, tratto di cui parliamo fin troppo spesso purtroppo. C'è stato il ribaltamento di una cisterna contenente una sostanza tossica in mattinata, l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, c'è stato un lungo lavoro di recupero di questa sostanza, di questo liquido corrosivo che ha prodotto delle code naturalmente lungo la A4, e nel pomeriggio proprio per la coda che si era formata di mezzi pesanti sulla corsia cosiddetta lenta, quella di destra, il furgone su cui viaggiava Nicola Vicino, 47 anni, appunto originario di Zenson, è andato a impattare violentemente con un tir fermo prima di lui, col mezzo che lo precedeva. La dinamica naturalmente è al vaglio della polizia stradale, l'esito è quello che vi stiamo raccontando, la morte di questo giovane imprenditore di 47 anni che ha sconvolto naturalmente la piccola comunità di Zenson. Come testimonia la videodichiarazione del sindaco Daniele Dallanese, di fatto praticamente un coetaneo di Nicola Vicino, lo conosceva naturalmente personalmente e si stringe alla famiglia. Allora chiedo cortesemente alla regia di mostrarci questo primo contributo. È una tragedia che ci lascia davvero senza parole. Quando una persona così giovane perde la vita in modo improvviso e drammatico, è difficile anche trovare le parole per descrivere quello che si prova. È difficile accettare una tragedia come questa, una vita ancora giovane e un futuro che improvvisamente vengono interrotti. Nicola era una persona conosciuta e stimata a Zenson di Piave, nella nostra piccola comunità, è un amico ma anche un giovane imprenditore lungimirante e brillante, capace di costruire con passione e competenza le sue realtà importanti che ha costruito. Dietro a questi risultati c'erano il suo impegno, la sua determinazione, ma soprattutto c'era una persona che aveva costruito la propria famiglia, il proprio lavoro e il proprio futuro con grande dedizione. Il pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, che si trova ad affrontare un dolore che nessuno dovrebbe mai essere costretto a vivere. E come sindaco, anche a nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la nostra piccola comunità, sento il dovere di esprimere a loro, agli amici, ai collaboratori e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, tutta la nostra vicinanza e il nostro più sincero abbraccio. E di fronte a una tragedia così grande le parole rischiano di essere inutili. Possiamo solo stringerci attorno alla famiglia e far sentire loro che non sono soli.
Ecco, questo è il sindaco dallanese. Allora abbiamo detto che Nicola Vicino era di rientro da una trasferta di lavoro con il suo furgone, infatti all'interno del furgone da cui lo hanno estratto i vigili del fuoco dopo l'incidente ieri, quando ormai era privo di vita, c'erano ancora gli attrezzi, le attrezzature per svolgere appunto il suo lavoro. Come diceva il sindaco dallanese, lascia la moglie, lascia 2 figli ancora ragazzi, lascia la mamma. Una famiglia che gestisce, come detto, il Terre Grosse, l'azienda agricola qui in via Fermi. Lui aveva creato con le proprie competenze questa azienda, la CET, oltre che formato la sua bella famiglia. Quello che è successo in A4 ripropone naturalmente il tema drammatico della pericolosità di quel tratto, ma non solo, pone tutta una serie di questioni sulla sicurezza. A ricostruire quello che è successo ieri e che naturalmente poi è sfociato in questa tragedia ennesima della strada è stato il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, che si è presentato sul posto come sempre fa, d'altronde quando ci sono queste criticità e succedono tragedie di questo genere, per rendersi conto di persona di quello che era accaduto. Allora con Tommaso Migot noi restituiamo la linea allo studio lanciando proprio l'intervista realizzata al sindaco Crosato per ricostruire quella che è stata una giornata drammatica, una giornata nera in A4, l'ennesima di questa estate. Una giornata decisamente infernale. Questa mattina c'è stato il primo incidente, un'uscita da parte di un'autocisterna, molto probabilmente una distrazione. Ci siamo preoccupati subito perché il ricordo è di circa 20-25 anni fa, quando abbiamo lasciato le nostre abitazioni in questo tratto, nel tratto di Sant'Anastasio, tra Sant'Anastasio e San Stino, dovuto a una fuoriuscita di sostanze pericolose. Quindi mi sono subito accertato tramite la polizia locale, vigili del fuoco e Autostrade Adriatico. Abbiamo avuto la sicurezza che comunque la sostanza era corrosiva per il manto stradale, ma non era pericolosa, diciamo, per la cittadinanza. Il secondo incidente invece è successo poco tempo fa, nel pomeriggio, dovuto molto probabilmente alla fila dovuto al primo incidente, con l'uscita obbligatoria verso al casello di San Stino, quindi una grande coda tra Cessalto e San Stino. Molto probabilmente anche qui una distrazione, un mezzo pesante con un furgone, quindi veramente una grande giornata di tristezza, una tristezza enorme quando succedono queste cose, soprattutto quando si hanno le notizie di persone, di autisti che nel loro lavoro perdono la vita. Questo è il tratto in cui non c'è la terza corsia. Purtroppo si stanno facendo i lavori, molto probabilmente erano considerazioni da fare ormai 10 anni fa sul fatto che era opportuno continuare ad andare avanti. Qua si è voluto lasciare un imbuto e queste sono le conseguenze, purtroppo. E quello della A4 non è stato l'unico incidente. Ieri sera un'altra tragedia mortale si è verificata a Schio, in provincia di Vicenza. Un imprenditore, Marco Simionato, 59 anni, di Torre Bel Vicino, ha perso la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro il guardrail in via Riva del Cristo. Soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. È morto poco dopo il ricovero. Siamo in attesa di collegarci con i nostri inviati per ulteriori dettagli su questa tragedia e anche per il piano sulla sicurezza stradale che la provincia di Vicenza sta mettendo in atto e presentando proprio questa mattina. Quindi tra poco ci collegheremo con la nostra Luisa Bertini. Intanto la cronaca ci porta a Padova, dove si sono verificate, pensate, 3 rapine in appena un'ora. È accaduto nell'area tra la stazione e la Stanga. La polizia si è messa subito sulle tracce dell'auto usata e ha fermato 5 persone. Ci colleghiamo quindi con Chiara Gaiani, che vedo in collegamento dalla Questura di Padova. A te Chiara, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevo, è stata una mattinata letteralmente di paura per questo quadrilatero che va tra la stazione e la Stanga. Ieri mattina la prima rapina è avvenuta intorno alle 10:30, una donna, un'anziana che usciva da un supermercato a ridosso della chiesa di via Grassi, quindi siamo in zona Stanga. Le hanno strappato violentemente una collanina, ma è riuscita a dare una descrizione, un nordafricano di media corporazione.
carpuratura. Poco dopo, circa una mezz'ora, a chiedere l'aiuto della polizia a fermare una volante è stata una coppia di turisti francesi che si trovavano a ridosso dell'area della stazione. Lei, 74 anni, era stata appena derubata, rapinata della collanina che aveva al collo, che le era stata strappata con violenza, e una ferita se l'era riportata anche il marito, che aveva tentato di bloccare il rapinatore. Tempo di raccogliere la descrizione che un'altra richiesta era avvenuta dalla zona, diciamo, per chi conosce Padova, vicino al Decathlon, quindi siamo in via Venezia. Qui del borsello era stato derubato un anziano a cui questo era stato strappato con violenza. Una indagine sinergica, quella condotta dagli agenti della polizia, che hanno immediatamente chiesto di poter avere accesso al sistema di telecamere della città di Padova, e hanno individuato un'auto sospetta, un'Alfa Mito bianca, che è stata proprio trovata nella zona della stanga dove avevano effettuato l'ultimo colpo con 5 persone a bordo. I malviventi hanno anche tentato di disfarsi delle 2 catenine che avevano messo in un pacchetto di sigarette, ma il pacchetto è stato recuperato. Dopo un inseguimento che è finito quasi a 90, quindi parliamo di alcuni chilometri dal punto di contatto tra la polizia e i rapinatori, finalmente questi 5 sono stati arrestati. Si tratta di 2 tunisini irregolari in Italia e di 3 italiani che vivono a Vicenza, che viaggiavano su un'auto che era stata rubata la sera prima ad Arzignano, sempre in provincia di Vicenza. I 5 sono stati arrestati per rapina aggravata, adesso si trovano in carcere a Padova e sono beccati pure una denuncia per ricettazione dell'auto che era stata rubata, e ovviamente per fortuna, diciamo, questa mattinata si è conclusa, le collanine sono state restituite alle legittime proprietarie. Ecco, direi che da Padova è tutto. Nei servizi di questa sera sentiremo anche il commento che abbiamo raccolto con il questore di Padova, Marco Odorisio. Ringrazio il collega Cristiano Chiende per la collaborazione tecnica, e Marta, ti restituisco la linea. Grazie Chiara, buon lavoro a te e ai colleghi della redazione di Padova. Noi andiamo ora a Vicenza. Vi dicevo poco fa, appunto, c'è stata l'ennesima tragedia della strada Schio, ed oggi si parla anche di questo piano per la sicurezza stradale voluto dalla provincia di Vicenza. Vedo che si è collegata ora la collega Luisa Bertini. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori e buongiorno anche al presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, con cui parleremo a breve di questo importante bando che è stato presentato proprio oggi qui a Vicenza. Ma intanto la cronaca, come anticipavi, ennesima tragedia della strada in cui ha perso la vita un imprenditore scledense, un incidente ieri sera in via Riva del Cristo, verosimilmente a causa di un malore. Per il momento risulta l'ipotesi, sarebbe entrato in collisione con il guardrail senza coinvolgere però altri veicoli e altre persone, e nonostante i tentativi disperati dei soccorritori è stato poi portato in ospedale e non ce l'ha fatta. Ma di questo ci parla Ivano Tolettini nel prossimo servizio. Un violento schianto contro il guardrail, i disperati tentativi di rianimarlo e poi la corsa in ospedale. Non ce l'ha fatta Marco Simonato, 59 anni, noto imprenditore di Torre Belvicino, titolare di un'azienda di stampa e grafica. La tragedia è avvenuta ieri sera poco dopo le 20, lungo la via Riva del Cristo a Schio, al confine con Pieve e Belvicino. Simonato era alla guida della sua auto e stava viaggiando in direzione di Torre per rientrare a casa, quando, arrivato all'altezza della rotatoria con la variante della provinciale 46, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando sulla sinistra. La vettura ha proseguito la propria corsa fino a schiantarsi violentemente contro il guardrail. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. I primi a fermarsi a prestare soccorso sono stati 2 automobilisti in transito. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale Alto Vicentino. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione prima del trasferimento d'urgenza in ospedale a Sant'Orso, dove Simonato è morto poco dopo. Tra le ipotesi al vaglio, quella che l'imprenditore possa essere stato colto da un improvviso malore prima di perdere il controllo dell'auto. Qualche anno fa il fratello Enrico era morto anch'egli per un malore
lavoro nello spogliatoio dello stadio comunale di Schio. I due fratelli, molto conosciuti e stimati in città, avevano lavorato a lungo assieme. Marco Simonato lascia la moglie Stefania e 2 figlie. E noi torniamo a Vicenza insieme al presidente della provincia Andrea Nardin, perché oggi proprio qui nella sede della provincia è stato presentato un importante bando per la messa in sicurezza delle strade provinciali, un bando da 3 milioni di euro rivolto ai comuni e rivolto soprattutto a mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada, quindi si parte un po' dai passaggi pedonali. Sì, l'idea è quella di collaborare con i comuni per riuscire a individuare quelli che sono gli elementi di fragilità, le criticità della rete viaria provinciale per poter ridurre il numero di incidenti, per poter cercare di salvare delle vite umane o comunque ridurre quella che è l'incidentalità. 3 milioni di euro che con un effetto moltiplicatore con i soldi messi dai comuni più o meno porteranno l'investimento complessivo a circa 6 milioni di euro, ma negli ultimi 3 anni siamo arrivati a investire oltre 50 milioni di euro, 120 interventi con semafori, rotatorie, piste ciclabili e marciapiedi che hanno sicuramente ridotto quello che è il numero di incidenti e messo in sicurezza le persone, ma anche fatto in modo che gli automobilisti possano viaggiare più in sicurezza. Alcuni interventi tra i più significativi hanno ridotto anche la velocità nei centri urbani dove le provinciali purtroppo attraversano i nostri paesi. Attraverso questi interventi, piattaforme rialzate o semafori, sono stati ridotti le velocità appunto nei momenti di attraversamento dei centri urbani. Ecco, l'ultima cosa che le chiedo è proprio l'importanza della collaborazione con i comuni, che sono un po' le sentinelle del territorio, che quindi segnalano. Sì, quello che è l'aspetto più importante è la concretezza di questa collaborazione tra ente, provincia e comuni, un ente che comunque è a servizio dei comuni stessi per riuscire a dare un servizio migliore ai cittadini, perché i comuni sanno sicuramente meglio di chiunque altro quali sono gli incroci pericolosi, quali sono i momenti di criticità sulla viabilità, e quindi ben venga la provincia al servizio dei comuni nell'essere per portare un miglioramento a tutti i nostri cittadini. Ecco, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi. Linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Noi ora torniamo a parlare della vicenda dell'80enne che l'altro giorno è stato spinto in acqua da 3 bulli mentre si trovava sul pontile di Porto Baseleghe a Bibione. Pineda ha rischiato di morire annegato. Ebbene, il collega della nostra redazione di Pordenone, Federico De Ros, ha raggiunto l'anziano che è originario di San Martino al Tagliamento e ci ha raccontato che cosa è successo. Sentiamo. Sì, buongiorno e ben ritrovati da San Martino al Tagliamento. Siamo in compagnia di Rodolfo, l'80enne, lo abbiamo raccontato in tutti i nostri telegiornali che qualche giorno fa è stato buttato di spalle in mare da 3 giovani. Innanzitutto le chiediamo come sta. Bene. No, non sto male, dire la verità, perché io non mi prendo mai di panico quando vado dentro in acqua. Mi è successo tante volte, non sono problemi. Per me, per gli altri non lo so. Guardi Rodolfo, ne stanno parlando davvero tutti di questo grave fatto che l'ha colpita in prima persona. Erano le 6:50, lei stava pescando, ci diceva anche che era con un amico. No, lui non era lì oggi. Di solito va con un amico. Sì, perché è uno che non sta qua, sta a Brescia, guardi là, alla casa qua, viene a pescare, gli piace pescare e ci vediamo quasi sempre, ogni mattina quasi. Sì, visto che abbiamo lei qui con noi, volevamo fare proprio chiarezza, quindi era da solo, stava pescando, quando di spalle cosa ha sentito? Allora, racconto subito. Allora io sono arrivato lì a quell'ora lì e dopo 5 minuti arriva una macchina e si ferma proprio davanti all'entrata del porto, non dal porto, del ristorante, e vengono fuori, aprono il cofano e parlavano, ridevano, scherzavano. Dopo un po' vedo che vengono giù per la passerella e io mi sono girato un momento, no? Ma tanto è gente che viene a vedere il porto. Non ho fatto caso, no? Io ero là così che pescavo, tutto un momento sento 2 mani dietro la schiena, guarda boom! Io sono andato sotto, sono venuto su, ma erano già spariti.
Vediamo tra l'altro che ci sono ancora dei segni, Rodolfo, delle ferite. Domenica è successo, sì. Queste sono, diciamo, le cozze. Sì, le cose, le ostriche che sono lì nel pontile, diciamo, no? Quindi lei fortunatamente sapeva nuotare, si è aggrappato ai pali del pontile ed è riuscito a riemergere. Nessuno è passato nelle barche né niente, per un'ora non è passato nessuno, perché di solito lì pescano, le barche vanno su e giù, quella mattina lì proprio, dopo un'ora sono arrivate, dopo un'ora è arrivato anche uno in bicicletta, io ero già venuto su, mi ero cambiato. È venuto su subito o è rimasto parecchio in acqua? No, sì, adesso non posso contare i secondi, ma... È tornato su subito comunque? Sì, è tornato su subito. Fortunatamente sapeva nuotare, perché mettiamo caso che ci fosse stato il suo amico, ci diceva prima che non sapeva nuotare, staremmo raccontando tutta un'altra storia. Si nega. A Marco io non so, non lo conosco, non so se sa nuotare, a lui è da 48. Sì, non per forza il suo amico, magari una persona che semplicemente non sa nuotare. Mi piacerebbe, meglio che sia successo a me, perché guarda, che uno sa nuotare non merita queste robe. Sì. Ultime due domande, Rodolfo, prima di salutarla e di ringraziarla nuovamente per la sua disponibilità. Noi ovviamente le esprimiamo vicinanza per quello che è successo. I tre ragazzi che sono italiani sono stati identificati, c'è chi parla. Non sono italiani. Le forze dell'ordine ci hanno detto che erano italiani. Sono nati qua ma non sono italiani. Sono nati a Portogallo ma non sono italiani. Ok, quindi questo è un elemento che ci dà in più in questo momento. Nati in Italia però hanno origini. Non lo so. Sì, origini ma non so di chi, slavi, slovacchi. Non sappiamo. Lei li ha denunciati, c'è chi parla di tentato omicidio. Lei è convinta di questa cosa? Tentato omicidio e tentato soccorso, come si dice? No, Commissione di soccorso. Bravo. Quelle due robe lì. È il massimo, cosa vuoi fare? Che cosa si aspetta adesso dalla giustizia, dato che lei l'ha vissuto in prima persona? Che pagano i danni, almeno, che ho perso l'orologio, ho perso soldi, ho perso la canna. No, non l'ho persa, quasi la perdevo, ma dopo l'ho recuperata. Era già come la via di qua dalla casa, con l'altra canna a fondo, no? Ho fatto un lancio, l'ho sbagliata, il secondo lancio l'ho centrata, l'ho tirata su. Ma un certo timore adesso magari quando esce? Sì, o lei? Subito lì. Quindi l'ultima domanda è proprio questa. Lei tornerà a pescare adesso, dopo questo episodio? Ma certo, no, mi fanno pure, se li prendo, ma adesso vado via a un altro sistema. Non ce lo dice però. Dietro. Grandissimo. Allora Rodolfo, noi la ringraziamo, spero che si rimetta al più presto. Avevamo parlato prima con sua moglie che adesso andrà dal medico pomeriggio per... C'ho un po' di... perché essendo diciamo... Rappicandomi su per la passerella c'era un palo grosso così dietro di me e mi è andato anche bene perché io con la gamba mi tiravo su lì e mi tiravo su un po' qua, un po' lì, un po' qua, mi è andato anche bene, se mi butto nel palo, morto. Beh, complimenti innanzitutto per la sua forza, davvero. Abbiamo visto quindi che ci sono ancora delle ferite sulle gambe, abbiamo anche il braccio qui, vediamo alcuni ematomi anche da questa parte qui, più ci diceva un dolore un po' alla schiena. Non fare i raggi perché sento qua sotto che mi fa male un po', quando respiro anche mi fa male, ma penso che vada via, sì. Rodolfo, noi le auguriamo il meglio e buona guarigione assolutamente. Va bene, grazie. Speriamo di non raccontare più queste storie, che sia attribuita una pena giusta e severa a chi ha commesso tutto ciò. Dovevano venire da Roma, per me? No, gli ho detto. Ah, perché adesso la stanno chiamando tutte le televisioni anche nazionali. Grazie mille Rodolfo per la sua disponibilità e auguroni di pronta guarigione. Per il momento da San Martino al Tagliamento è tutto, a te in studio. E noi continuiamo con la cronaca, con la tragedia sfiorata ieri a Montebelluna, dove una bimba di appena 5 anni è caduta dal quinto piano di un condominio, caduta che si è arrestata grazie a delle tende da sole al secondo piano. La piccola, ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Padova, sta mostrando insomma dei segnali di miglioramento. La prognosi è ancora riservata, ma la piccina non è più in pericolo di vita. Intanto i genitori sono stati deferiti per lesioni colpose gravissime. La cosa è grave, perché io abito qua, primo piano, suo papà è venuto a suonarmi in casa mia. Lui ha pensato
il balcone è casa mia e dice no, è il secondo piano. È andato là insieme e ha visto qualcosa di strano. Ha visto la bambina, purtroppo era caduta. Sì, è caduto. Sì, è grave anche. Un volo dal quinto piano, un tonfo, poi il silenzio. La piccola, 5 anni, di origini asiatiche, ha scavalcato il parapetto del terrazzo ed è precipitata. Una caduta da circa 9 metri, attutita leggermente dalla tenda da sole del secondo piano, dove la bambina è finita. Là, proprio là. L'ho trovato sotto così sul terrazzo. Basta. Terribile. I genitori al momento del gravissimo incidente erano in casa ma non si sarebbero resi conto di quanto stava accadendo. Il papà cinese e la mamma cambogiana avrebbero riferito ai carabinieri intervenuti sul posto di non essersi accorti dei movimenti della figlia in quanto erano seduti a tavola per il pranzo. Sarebbe stato il fratellino di 2 anni che stava giocando con la sorella più grande che avrebbe avvertito la famiglia di quello che era accaduto. I genitori saranno denunciati all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di lesioni colpose. Ho visto prima tutte le ambulanze che erano là. Ma da poco che sono qui? Sì, da poco, ma 1 anno può darsi anche. Hanno solo meno. una bambina? No, anche un maschio, 2 anni, 3 anni mi pare. Sul posto l'elicottero del SUM-118 di Treviso che ha trasportato la piccola ed i genitori all'ospedale di Padova dove la bambina è stata ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi. La magistratura dovrà accertare se la coppia avesse messo in atto tutte le misure idonee ad impedire che l'incidente potesse accadere. A Peseggia di Scorzè ora è stato identificato il presunto autore materiale dell'aggressione con l'acido lo scorso giugno. Ora si cerca il mandante. È un 22enne di origine macedone, il presunto autore materiale dell'aggressione con l'acido avvenuta la sera dello scorso 26 giugno a Peseggia di Scorzè, poco dopo le 21 contro la 32enne residente a Mestre che era andata a trovare i suoi genitori. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato proprio lui a rovesciarle addosso la sostanza corrosiva contenuta in una bottiglietta di plastica poi abbandonata poco distante, provocandole gravi ustioni in parte del viso, del torace e del braccio. Bisogna fare un grandissimo ringraziamento alla Procura, al Pubblico Ministero che ha seguito questo caso, al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla caserma dei Carabinieri di Scorzè e al suo comandante per il grandissimo lavoro fatto fuori dai riflettori, senza dichiarazioni, senza protagonismi, con la voglia solo di assicurare alla giustizia chi ha commesso un delitto così abominevole. Il giovane era stato portato in carcere già il giorno successivo all'aggressione, il 27 giugno, dopo un controllo alla stazione di Venezia Santa Lucia e dai successivi accertamenti era emerso un mandato internazionale di cattura per furti commessi in Macedonia. Al momento del fermo aveva con sé 3.400 euro in contanti, somma che secondo l'ipotesi investigativa poteva rappresentare il compenso per l'aggressione. Il 22enne infatti non risulterebbe avere rapporti diretti con la vittima, che ha sempre negato di conoscerlo. Per questo gli investigatori hanno ipotizzato dall'inizio un'azione su commissione. I carabinieri sono risaliti a lui attraverso l'analisi delle celle telefoniche e il ritrovamento di alcuni indumenti ritenuti utili all'indagine. Inoltre la vittima, ascoltata più volte, avrebbe riferito di aver avuto una relazione con un connazionale macedone residente a Roma, sposato ma separato e con un figlio. Nelle settimane precedenti all'agguato avrebbe anche ricevuto messaggi minatori da un numero sconosciuto. Gli accertamenti ora proseguono per individuare l'eventuale mandante. Noi adesso vogliamo giustizia, la vogliamo per la comunità, la vogliamo per la ragazza colpita, la vogliamo perché è giusto che un crimine del genere non passi impunito. Ci aspettiamo adesso che venga chiarito chi è il mandante e quindi che la cosa veramente trovi uno spazio diverso. Io credo che sia un gran giorno per la giustizia di questo paese. Perseguitava l'ex compagna dal 2022 con minacce di morte rivolte anche alla figlia della donna in carcere, un 36enne.
Telefonate continue, messaggi vocali dal contenuto minaccioso ma anche appostamenti nei luoghi frequentati dall'ex compagna. È così che un 36enne di origine straniera, residente nel veneziano, avrebbe perseguitato la donna dopo la fine della loro relazione. Le sue condotte erano già note, tanto che nel 2022 erano costate all'uomo un ammonimento del questore e il divieto di avvicinamento alla vittima. Terminata la misura cautelare nel maggio del 2024, avrebbe però ripreso a tormentare la donna, arrivando a rivolgerle nuovi pesanti minacce. Gli episodi sarebbero culminati in minacce di morte indirizzate non solo alla donna ma anche alla figlia. La vittima ha presentato così querela nel corso dello scorso luglio, consentendo ai carabinieri di San Donà di Piave di ricostruire rapidamente la vicenda e raccogliere un grave quadro indiziario. Su delega della Procura di Venezia, il 18 agosto i militari hanno quindi eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP con l'accusa di atti persecutori aggravati. Il 36enne è stato portato così nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. A Mestre ora per tornare a parlare della moschea dopo il no dell'amministrazione comunale. Con le parole del sindaco Venturini arriva la mobilitazione della comunità bengalese che minaccia lo sciopero, minaccia di fermare tutto. Ebbene, abbiamo in collegamento la nostra Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme a Prince Aulader di fronte a dove dovrebbe sorgere la moschea di Via Giustizia, ma prima sentiamo in questo servizio che cosa ha dichiarato il sindaco Venturini in merito. I tempi non sono maturi per un discorso del genere. Oggi non c'è bisogno di un grande centro di culto nel perimetro cittadino e credo che la comunità bengalese debba fare ancora un lungo percorso di integrazione. Non sono assolutamente contrario alla libertà di culto, credo che sia giusto che ci siano spazi e modi per garantire questo diritto, ma una grande moschea nel cuore di Mestre non è assolutamente nelle priorità del comune e il comune non la vuole. Per il sindaco Venturini, la comunità bengalese deve ancora fare dei passi in avanti per integrarsi nel territorio. Solo a quel punto, spiega il primo cittadino senza giri di parole, sarà possibile un confronto costruttivo sul tema della moschea di Via Giustizia a Mestre. Una questione delicata, già terreno di polemiche e scontri durante la campagna elettorale e tornata alla ribalta dopo la chiusura dei 3 luoghi di culto abusivi disposta proprio negli ultimi giorni. Credo invece che la comunità bengalese possa e debba fare un lungo percorso di integrazione misurabile che riguarda l'abbandono dei rifiuti, che riguarda come sono tenuti alcuni negozi etnici nel territorio comunale, riguarda il tema dei diritti delle donne, dell'integrazione delle donne, riguarda come vengono usufruiti i servizi pubblici della nostra città, insomma le regole di convivenza civile e di educazione civica basilari nella convivenza civile. Quindi davvero un lungo percorso ancora da fare per poi sedersi attorno a un tavolo. Allora, avete sentito, il sindaco dice un lungo percorso ancora da fare, un percorso di integrazione per la comunità bengalese. Lei, Aulader, come replica a questo? Un lungo percorso ancora prima di riunirsi attorno ad un tavolo? Questo lungo percorso sembra che sia un percorso infinito e noi non crediamo a questa cosa che ha detto il sindaco, crediamo che la comunità bengalese è ben integrata, ovviamente c'è ancora molto da migliorare, ci sono le donne che devono imparare la lingua italiana, ci sono i nostri che devono imparare ancora delle cose civiche, però sono percorsi che si fanno insieme. Per questo non significa che una comunità musulmana che vive qua a Venezia, che sono più di 40.000 persone che vivono, che non abbiano diritto a avere un posto, un luogo dove professare la propria fede. Perché altri ce l'hanno? Perché gli ortodossi a Zelarino ce l'hanno? Perché i copti a Tessera ce l'hanno? Perché gli ortodossi in questa via, in fondo a sinistra, hanno il diritto di professare la loro fede? Perché noi no? Quindi riteniamo che questa sia una discriminazione, riteniamo che questa sia una ingiustizia. Noi non vogliamo fare guerra a nessuno, però noi chiediamo i nostri diritti che vengano rispettati e se non fosse rispettato noi scenderemo, come abbiamo già fatto le altre dichiarazioni, in strada a chiedere i nostri diritti, manifestando, scioperando. Si parla di una manifestazione che potrebbe essere eclatante, creare anche problemi, ad esempio potrebbe bloccarsi Fincantieri, visto che moltissimi dei dipendenti
talenti sono proprio di origine bengalese. Potrebbe essere una cosa del genere, però comunque noi stiamo cercando di coinvolgere tutte le persone di tutta la comunità musulmana che vive a Venezia, quindi non solo i bengalesi, anche altre comunità, e stiamo cercando di coinvolgere anche altri luoghi culturali e di culto che ci sono a Venezia, perché il Comune ha mandato una notifica di chiusura a tutte le associazioni culturali. Noi vogliamo trovare una soluzione che in modo che non vengano chiusi questi posti, ma allo stesso momento venga data un'opportunità di fare un luogo di culto grande per tutta la comunità musulmana che vive a Venezia, che sono oltre 40.000 persone. Lei dice: noi non vogliamo una guerra con il Comune di Venezia, però se non si troverà un accordo siamo pronti a scendere in piazza e a protestare numerosissimi. Più che pronti siamo costretti, perché alla fine tutti i diritti che si sono acquisiti in questo paese, in giro per tutto il mondo, sono stati acquisiti tramite manifestazioni, tramite scioperi, tramite proteste anche a volte molto forti. Noi non vogliamo fare nessun tipo di guerra, nessuna manifestazione aggressiva, ma vogliamo fare una manifestazione pacifica, però allo stesso momento vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati. Ecco, tra l'altro ricordiamo, dopodiché restituiamo la linea allo studio, quando voi avete iniziato questo tipo di progetto, ancora con la precedente giunta, di cui però appunto non c'era nulla di scritto, poi mi corregga se sbaglio, Presidente, avete anche riqualificato questa parte, quest'area che era degradata. Ricordiamo che siamo in via Giustizia, teatro spesso e volentieri di bivacchi, di episodi di degrado e anche aggressioni, visto che ci troviamo poco distante anche dalla carrozzeria Favaretto, che negli anni ha subito decine di furti. Esattamente così, perché questo era il quartier generale dei spacciatori. Da qua veniva distribuita tutta la cocaina e l'eroina che viene distribuito qua a Mestre e nelle città qua vicine, e quindi noi abbiamo riqualificato, mandato via i spacciatori che vivevano, dormivano qua dentro. Noi li abbiamo mandati via, abbiamo ripulito e riqualificato per quello che si può questa zona qua, e comunque su indicazione del Comune, perché questo posto non è che abbiamo scelto di nostra volontà, è stato indicato dal Comune e noi l'abbiamo accettato ben volentieri, anche se era fuori città l'abbiamo accettato, però questo non significa che adesso ci abbandonano così all'improvviso da nulla. Lei dice ci abbandonano, ma dunque c'era stato un accordo? Ci è stato comunque un dialogo informale con il Comune, dove abbiamo fatto dei passi insieme. Comunque non è che abbiamo deciso di nostra volontà di fare tutto questo percorso, insomma. Ecco, avete sentito dunque, questa è la risposta di Prince Aulader. Io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Prima di continuare con la cronaca, alleggeriamo un po' le tematiche con la cultura, perché ci chiede la linea da Bassano del Grappa il nostro Mirko Cavallin. Manca meno di un mese alla consegna dei dossier per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Bassano del Grappa è in corsa e avrà 16 avversarie, tra cui la veronese Bardolino sul lago di Garda. Allora sentiamo quali sono le novità da Mirko Cavallin. A te, buongiorno. Buongiorno Marta, con Andrea Benetti alla parte tecnica e con la direttrice dei Musei Civici di Bassano, Barbara Guidi. Una candidatura, quella per Capitale della Cultura 2029, che ha intanto un sito, bassano2029.it, così potete anche documentarvi, e che è partita da lontano e che fra pochi giorni ha una scadenza importante. Il 23 settembre consegneremo a Roma al Ministero della Cultura il dossier della candidatura di Bassano, quello che non sarà un libro dei sogni, bensì un racconto, un progetto convincente, solido, affascinante, che delineerà la Bassano del futuro. Grandi eventi, ma non solo, anche grandi interventi sulla città per disegnare appunto la città dal 2030 in avanti. Una città ovviamente allargata, come di fatto già è, insomma, dal punto di vista urbanistico, quindi comprendendo anche il resto del territorio, dall'altopiano alle
montagne e tutto il circondario. Assolutamente tutti i comuni del territorio del Bassanese, della Pedemontana, del Grappa fino all'Altopiano sarà un progetto corale che appunto avrà la solidità dell'apporto anche degli altri comuni, tanti gli incontri, i laboratori, le interviste e il lavoro fatto in queste settimane ci sta portando con grande ottimismo alla consapevolezza di avere in mano un progetto veramente forte che speriamo venga valutato a Roma nel migliore dei modi. La decisione finale del Ministero sarà prima con una scrematura, poi con la decina finale, quindi entro il mese di marzo sapremo quale città sarà. Ci sono, come dicevamo, Bardolino in corsa per il Veneto, ma ci sono ben 5 località della Calabria, 3 del Lazio, poi Lombardia, Basilicata, Molise, Puglia e anche Marche, insomma un po' tutta Italia rappresentata. Alle nostre spalle c'è l'ingresso del Museo Civico, direttrice, che è ancora chiuso perché? Perché stiamo facendo importanti lavori di consolidamento strutturale statico finalizzati non solo alla cura dell'edificio che tra poco compierà 200 anni come museo, ma che dovrà ospitare a breve il ritorno di un'opera incredibile e unica al mondo, il Cavallo Colossale di Antonio Canova. E sono in corso appunto i lavori di consolidamento del solaio, perché pesa diverse tonnellate quest'opera, che per il momento si trova a Milano e poi sarà divisa ancora nei 10 pezzi e poi portata con tutte le cautele del caso. Pare entro fine anno dovremo vederlo qui a Bassano. Allora, bassano2029.it per ulteriori dettagli, e facciamo i migliori auguri alla città del suo circondario per questa candidatura. Grazie direttrice, buon lavoro. Grazie a voi e tifiamo tutti per Bassano. Grazie ad Andrea Benetti alla parte tecnica, a te Marta. Grazie, buon lavoro ai colleghi della redazione di Bassano del Grappa. Noi continuiamo con la cronaca, perché la giornata di ieri è stata funestata dalla notizia di un ennesimo infortunio sul lavoro. Si è verificato a San Giorgio in Bosco, ferito un operaio di 69 anni caduto dal tetto del capannone sul quale stava lavorando. È in prognosi riservata all'ospedale di Padova un operaio di 69 anni residente a Campo San Martino, caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella zona artigianale di San Giorgio in Bosco. Il primo a intervenire è stato Flavio Camporese, titolare di un'azienda che commercializza telai per biciclette di alta gamma e che è in affitto su una porzione di 700 metri quadri della struttura. Stavo facendo delle operazioni di magazzino e siccome siamo ancora a mezzi chiusi per ferie, quindi era abbastanza in tranquillità, e a un certo punto ho sentito un boato, ho alzato gli occhi, ho visto uno squarcio nella copertura e sono andato subito a vedere cosa è successo e ho visto che questa persona era caduta, al che abbiamo subito allertato il 118 perché giustamente non sapevamo neanche che ci fosse questa persona, e da lì dopo sono partite tutte le operazioni di rito che stanno ancora andando avanti, quindi stiamo aspettando che noi altre notizie, e purtroppo dettagli non ne ho, perché più di aver visto la persona ho cercato di interloquire con lui. Nel momento in cui ho visto che c'era un po' di risposta siamo partiti subito ad allertare il 118. Per il soccorso è intervenuta un'ambulanza da Cittadella e in pochi minuti anche l'elicottero del SUEM che ha portato l'infortunato a Padova. I rilievi e le indagini sono in mano ai carabinieri, arrivati con una pattuglia del radiomobile di Cittadella e con un'altra della stazione di Tombolo. Per tutta la mattina il personale Spisal dell'ULSS 6 Eugania è rimasto all'interno del capannone per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro. Il tetto era verosimilmente umido per la pioggia caduta nella notte, ma resta da verificare la causa del cedimento improvviso sotto i piedi del 69enne che ha fatto un volo di una decina di metri. Della sua presenza l'azienda affittuaria, presente qui dal 2022, non era stata informata. Il caso ora del rapper Tony Boy, il giudice ha convalidato l'arresto del 26enne disponendo gli arresti domiciliari a Padova. Niente libertà per Tony Boy. Per il trapper 26enne Antonio Weber scattano gli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Padova. La GIP Chiara Valori ha convalidato l'arresto e scelto una misura meno severa rispetto al carcere, ritenendo il contesto familiare più protetto e controllato. Al 26enne è stata riconosciuta solo l'accusa legata al possesso di un'arma clandestina e non quella di spaccio di droga. Il trapper ha ammesso di aver acquistato la pistola attraverso Telegram dopo un furto subito in casa, ma non di averla mai utilizzata.
Posso dirvi che l'arma è stata detenuta con una finalità di autodifesa. Aveva subito un furto in abitazione regolarmente denunciato alcuni mesi fa e in risposta a questo fatto aveva deciso di procurarsi quest'arma. Non è regolarmente detenuta. Sul fronte della droga invece la valutazione è diversa. I quantitativi di cocaina, hashish e marijuana trovati tra l'auto e l'abitazione sono stati considerati compatibili con il consumo personale. Non è quindi scattata una misura cautelare per l'ipotesi di spaccio. Sono quantitativi modici di sostanze stupefacenti detenuti da parte di un soggetto che ha una conclamata e documentata dipendenza da più sostanze, quindi che ha delle evidenti capacità economiche che gli permettono di procurarsi della sostanza destinata anche a una provvista per uso personale, quindi diciamo da questo punto di vista la detenzione è assolutamente inquadrabile come non penalmente rilevante. Per i concerti già fissati, eventuali autorizzazioni potranno essere valutate dalla giudice su richiesta della difesa. Ha riportato fortunatamente solo alcune contusioni un automobilista sessantenne di Nervesa caduto per decine di metri in una scarpata alle pendici del Grappa. È stato recuperato non senza difficoltà un sessantenne di Nervesa della Battaglia che alla guida della propria vettura è uscito di strada intorno a mezzogiorno finendo una cinquantina di metri più in basso lungo un pendio laterale erboso. L'incidente si è verificato a Cismon del Grappa in comune di Valbrenta, non distante dal rifugio Scarpon. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi ma non era in grado di dare informazioni chiare sulla propria posizione, lamentando dolori al costato probabilmente dovuti all'apertura degli airbag. Dopo vari tentativi andati a vuoto per geolocalizzarlo, una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è riuscita ad avvicinarsi a bordo di un fuoristrada, mentre sopraggiungeva da Belluno anche l'elicottero Falco 2 che ha sbarcato in zona un tecnico di elisoccorso. Nonostante gli fosse stato chiesto di non spostarsi, l'automobilista aveva però cambiato posizione, complicando ulteriormente le ricerche, rese già difficili dalla presenza di nubi basse. Appena le nuvole si sono dissolte, i soccorritori sono riusciti a individuarlo e trasportarlo all'ospedale di Feltre. Ed ora spazio all'approfondimento di quest'oggi dedicato al caro carburante e al trasporto pubblico locale. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, il presidente di MOM, Giacomo Colladonna. Buongiorno Presidente. Buongiorno, grazie dell'invito. Ecco, allora innanzitutto prima di venire a quello che è il bonus trasporto pubblico e quelli che sono gli incentivi insomma, messi in campo dalla Regione del Veneto, le chiedo insomma com'è la situazione per quanto riguarda l'azienda di trasporto pubblico locale trevigiana relativamente all'impatto che il caro carburante sta avendo. Ci eravamo sentiti prima dell'estate, si sperava che la situazione rientrasse in un limite diciamo più tollerabile a breve, in realtà al momento poco è cambiato, anzi i carburanti sono aumentati ancora. La situazione è quella che abbiamo lasciato a giugno, è una situazione difficile per quanto riguarda la nostra azienda. Il costo, come abbiamo quantificato ancora a giugno, è di oltre 40.000 euro a settimana e quindi abbiamo un costo che graverà sul bilancio 2026 molto importante. La possibilità di usare questo bonus trasporti è sicuramente un'opportunità importante per i cittadini veneti che la Regione ha messo a disposizione, quindi io direi di approfittare. Ecco, spieghiamo allora meglio. La Regione del Veneto ha messo in campo dei soldi proprio per venire incontro ai cittadini del Veneto per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale ed è chiaro che in una situazione come quella attuale con i carburanti alle stelle può essere sicuramente una proposta molto allettante quella di lasciare l'auto in garage e utilizzare il mezzo pubblico per gli spostamenti, quindi un incentivo diciamo che si rivolge anche a tutti coloro che fino ad ora il mezzo pubblico magari non l'avevano utilizzato o l'avevano utilizzato molto poco comprando magari il biglietto una tantum. In questo caso diciamo
L'opportunità è sicuramente importante, i tempi però sono molto stretti, vero Presidente? Il bando scade tra pochissimo, ci sono ancora dei fondi disponibili, quindi vogliamo spiegare un po' di cosa si tratta, cosa bisogna fare? Allora, con lunedì prossimo, 31 agosto, termina la possibilità di usufruire del bonus trasporti per i cittadini residenti in Veneto che possiedono un'auto o una moto anche, ma anche i patentati residenti in nuclei familiari dove un veicolo risulta intestato a un componente della famiglia. Una volta scaricato questo bonus, che si va sul link della Regione Veneto, è possibile usufruire di questo bono andando direttamente, che ricordo è fino a 200 euro, andando direttamente alla biglietteria della nostra azienda oppure anche facendo l'abbonamento da remoto. Ricordo che l'abbonamento deve essere un abbonamento annuale. Quindi l'abbonamento annuale e soprattutto sull'area urbana, perché questa iniziativa da parte della Regione Veneto interessa i comuni capoluoghi e quindi quelli che fanno l'abbonamento nell'arco dell'area trevigiana, ma anche coloro che usufruiscono di tratte extraurbane con destinazione Treviso. Ricordo che siccome il bono va anche in altri comuni capoluogo di provincia come Padova e Vicenza, è possibile usufruire di questo bonus anche per linee extraurbane che arrivano in quei capoluoghi di provincia, cioè Padova e Vicenza. Il buono è scaricabile quindi entro il 31 e la possibilità di usufruirlo è entro il 10 di settembre. Noi abbiamo dato una serie importante di informazioni già perché il buono è usufruibile dal fine febbraio 2026. Noi abbiamo informato ovviamente le scuole, abbiamo informato le aziende, abbiamo informato le associazioni di categoria, i sindacati e quindi abbiamo informato un po' tutti. Fino adesso abbiamo avuto 300 persone che hanno usufruito di questo bonus, che è il doppio di quello che hanno fatto l'anno scorso e quindi siamo in questa situazione qua. La nostra speranza è che nell'ultima settimana sia possibile aumentare questo numero perché credo sia un'opportunità importante per chi usa la mobilità e ha la necessità di trasferirsi per lavoro o per studio. Ecco Presidente, quanti soldi ci sono ancora? Quindi diciamo potenzialmente quante altre persone possono approfittare di questa opportunità di usufruire di questo bonus per il trasporto pubblico locale? Parliamo del trevigiano nel caso specifico, ma se ha un dato anche a livello regionale per le altre province. A livello regionale lo stanziamento è stato da parte dell'ambiente di 6 milioni di euro, quindi un stanziamento importante. Le aziende non è che l'abbiano, quindi l'hanno fatto, ma insomma c'è la possibilità tranquillamente per tutti quelli che hanno necessità di usufruire di questo bonus di averlo. Quindi non ci sono problemi di limiti di finanziamento. Ecco, questo bonus, Presidente, può anche essere, come dire, cumulato con altre agevolazioni in atto, tipo quelle per gli studenti o altro? Cioè, non è cumulabile con questi sconti. Quello sconto della provincia, per esempio di Treviso, è un bonus a parte, riguarda altri fruitori, quelli che hanno probabilmente la patente o hanno un'auto intestata o il nucleo familiare intestata. Quindi non è cumulabile con lo sconto della provincia. Certo, quindi insomma è un bonus che comprendiamo è proprio rivolto a tutti coloro che hanno l'auto o comunque in qualche maniera ne usufruiscono e che quindi in questa situazione, come dicevamo in apertura, di prezzo del carburante alle stelle sicuramente possono avere un vantaggio non da poco sia sul portafoglio sia poi naturalmente anche in termini di ambiente, di ecologia nell'utilizzare il trasporto pubblico locale. Presidente, alla luce di quanto dicevamo all'inizio, quindi l'impatto sicuramente importante sui bilanci di MOM di questi rincari, per i prossimi mesi avete in programma delle misure qualora la situazione non dovesse rientrare? No, non abbiamo in previsione di aumento di nessuna delle tariffe, non abbiamo in previsione nessun taglio, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada. L'azienda ha la capacità finanziaria e economica di far fronte anche a queste problematiche, quindi noi siamo tranquilli, l'utenza deve stare tranquilla anche per i prossimi mesi.
Grazie, allora ricordiamo questo bonus scade il 31 di agosto, per cui insomma chi ha intenzione di approfittare di questa possibilità è bene che si affretti a scaricarlo e poi a presentarsi alle biglietterie fino al 10 settembre, giusto Presidente, dicevamo? No, fino al 31 agosto e usufruirlo fino al 10 settembre. Sì, per usufruirlo fino al 10 di settembre. Grazie. Grazie a lei. Grazie, una buona giornata e un buon lavoro al Presidente di MOM Giacomo Colladon. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco con altre notizie di cronaca dal Veneto. Restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di furti in quest'estate che ha visto il Veneto martoriato dai ladri, in particolare in provincia di Treviso. Le ultime settimane sono state contrassegnate da numerosi episodi. Il presidente dell'associazione Furti in Corso scrive al prefetto: i proprietari in camera da letto al piano superiore, i ladri che forzano il balcone ed entrano in soggiorno. Ancora un episodio nella Marca flagellata dai furti, l'ultimo a Roncade in via Garibaldi in una villetta a Schiera. Allarmati dai rumori provenienti dal piano di sotto, i proprietari sono scesi, ma i ladri probabilmente sentendoli arrivare sono scappati. Risultato: paura ed infissi scardinati. Le ultime settimane in provincia di Treviso sono state davvero roventi sul fronte dei furti messi a segno o tentati, e non solo nelle abitazioni rimaste vuote per le ferie. Di qui la richiesta al prefetto di Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. Oggi stesso farò una mail alla prefettura, gli richiederò un attimo di implementare le forze dell'ordine che stanno già facendo il massimo, ma forse ci serve un aiuto, magari come spesso succede dal battaglione di Mestre, per andare a coprire di più il territorio, perché se questo è il preludio di quest'estate, io ho sempre l'ansia di quando arriverà ottobre-novembre, perché c'è un incremento di furti ancora di più. Intanto il comune di Roncade ha rafforzato i controlli della polizia locale ed ha pronto il piano per incrementare la videosorveglianza. Noi come sindaci cerchiamo di fare tutto quanto quello che è possibile per cercare di contrastare il fenomeno. Infatti anche qui nel periodo estivo abbiamo messo in piedi i serali con la nostra polizia locale che gira il territorio proprio per far fronte alle effrazioni nelle abitazioni. Ed un'ora di lavoro con arnesi da scasso per aprire la porta blindata, i ladri che entrano, l'allarme che suona, la casa razziata ed il maxi bottino, 100.000 euro, eppure nessuno tra i vicini di casa ha chiamato le forze dell'ordine. Paradossalmente, dopo l'appello della proprietaria ad una maggiore solidarietà tra vicini, sono arrivati pure i commenti negativi sui social. Voglio credere in un mondo migliore. E allora io faccio un invito a tutte le persone di denunciare quando sentono dei rumori strani. Non si può sentir battere per un'ora e non chiamare la polizia o i carabinieri. L'appello di Francesca Tessari ad una riscoperta del senso civico e della solidarietà tra vicini di casa dopo il maxi furto subito nella propria abitazione ha paradossalmente suscitato reazioni negative. Per entrare nella villetta di Santa Maria del Rovere, dotata di allarme e porta blindata, i ladri ci hanno messo almeno un'ora, facendo non poco rumore nel cuore della notte. Possibile che nessuno abbia chiamato le forze dell'ordine? Possibile che si sia arrivati a tanto cinismo? L'abbiamo chiesto a Daniele Pellicciardi, referente provinciale del controllo di vicinato e figura simbolo della richiesta di giustizia dopo il massacro dei suoi genitori a Gorgo al Monticano 19 anni fa. Il senso civico sarebbe quello che quando senti un rumore che non ti appartiene nella tua casa o senti qualcos'altro, specialmente in orari un po' strani, da far rumore, insomma, sarebbe da fare un po', come diciamo, i curiosi di una volta e interessarsi di cosa sta succedendo. Purtroppo in questo ultimo periodo, insomma, ci siamo un po' persi questa
questa voglia di intromettersi nelle affari degli altri, però in questo caso sarebbe stato utile, ecco. Senso civico e solidarietà tra vicini di casa che stanno alla base delle molte comunità di controllo del vicinato della provincia. I referenti, in contatto con le forze dell'ordine, sanno come vagliare le segnalazioni dei cittadini, che comunque devono essere parte attiva e tenere gli occhi aperti, non girarsi dall'altra parte. Io penso sempre che il senso civico, se senti un rumore strano, io anche se non faccio parte del controllo del vicinato, comunque mi allerto e vedo il perché di questo rumore strano, almeno tiro su una tapparella, apro un balcone, guardo fuori, insomma almeno un minimo di interesse, ecco. Dopo del resto non puoi obbligare nessuno comunque a fare le cose. Ordigni e armi sui social, arrestato nel Rodigino un uomo dopo una perquisizione nella sua abitazione. La polizia ha sequestrato munizioni, armi e materiale per la fabbricazione di esplosivi. Un ordigno artigianale mostrato sui social, foto di armi e post sulla preparazione di esplosivi. È scattato l'arresto per un uomo residente a Pontencchio Polesine, in provincia di Rovigo. A far partire l'intervento è stata una segnalazione della Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica, dopo il monitoraggio del profilo social dell'uomo. La Digos di Rovigo, il COSC di Venezia, la Polizia Postale e gli artificieri hanno quindi avviato gli accertamenti e raggiunto la sua abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato il manufatto mostrato online, che si è poi rivelato inerte, insieme a diversi proiettili detenuti illegalmente, coltelli del tipo push dagger, ovvero con la lama a doppio filo e punto acuminata, e una pistola scacciacani modificata, ritenuta potenzialmente idonea allo sparo. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato degli appunti manoscritti contenenti indicazioni per la fabbricazione di ordigni oltre al profilo social. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di fabbricazione e detenzione di armi clandestine e il giudice ha per questo convalidato l'arresto disponendo domiciliari. 14 gatti spariti, torture e video venduti online è lo scenario al centro dell'inchiesta della Procura di Padova, che vede 4 giovani indagati. Muniti di pile li cercavano sotto le auto e una volta trovati li attiravano con giochi e cibo per poi torturarli. Sarebbe questo il modus operandi del furto di 14 gatti scomparsi tra il 2024 e il 2025 da una colonia felina in zona Stanga a Padova. Dopo la denuncia di chi di questi animali se ne occupa tutti i giorni, la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta riuscendo a risalire a 4 giovani cinesi colti in flagranza. Il nodo da sciogliere ora è cosa questi ragazzi facessero con i poveri animali. Le indagini avrebbero fatto emergere l'ipotesi dell'esistenza di un network online per la compravendita di video di torture e violenze come mutilazioni, folgoramenti o annegamenti contro i poveri gatti, anche realizzati su commissione. Solo alcuni animali sarebbero ricomparsi feriti, con il pelo strappato e in condizioni di denutrizione. Un caso macabro che non resta però isolato. Io ho letto alcuni commenti, i soliti cinesi. No, ok, in questo momento sono 4 ragazzi cinesi, però dobbiamo parlare anche di tutti gli altri casi che in questi anni sono successi e spesso dietro ci sono anche italiani. La violenza negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, anche questa è una cosa, è aumentata in una maniera esponenziale. A preoccupare OIPA Padova, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, anche il fenomeno degli accumulatori seriali. Sono persone che vanno anche loro a rubare gatti, soprattutto gatti di proprietà, perché poi è più facile prendere il gatto di proprietà, se li portano a casa e magari in alcuni casi noi abbiamo visto anche gattini chiusi dentro ai trolley. Oleksandra Stukova, legale che sta seguendo la vicenda dei 14 gatti scomparsi, lancia un appello a chiunque abbia informazioni utili alle indagini. E lancio un appello a tutte le persone che possono riferire le circostanze utili ai fini delle indagini che riguardano le scomparse dei gatti a Padova. Chiedo di contattare direttamente me, ovvero il nucleo investigativo della Polizia Locale di Padova. Fortunatamente c'è chi di questi animali se ne occupa tutti i giorni, con amore e dedizione, e anche con nuovi progetti. Abbiamo iniziato con il comune di Monselice un progetto per aprire un'oasi felina protetta proprio per proteggere i gatti che in questo momento, i gatti che di solito sono forastici, quelli che vivono nelle colonie e che spesso sono i più vulnerabili. Furti di rame nei cimiteri, l'ultimo a essere preso di mira, quello di Longara a Vicenza.
Tornano i furti di rame e nel mirino sono ancora una volta i cimiteri, città che non è nuova a questo fenomeno. Il cimitero di Bertesina era stato l'obiettivo dei malintenzionati a dicembre, mentre nelle ultime settimane il piccolo cimitero comunale di Longara, dove sono state asportate alcune scossaline dai tetti, il cui danno è ancora da quantificare, e dal cimitero maggiore alcune borchie. Proprio in queste settimane hanno rubato anche a Longara, oltre al caso che era successo a Bertesina, e qualcosa anche al cimitero maggiore. Sono cose che ai noi capitano, l'abbiamo già provveduto a fare denuncia alle autorità competenti che ciclicamente comunque controllano anche i nostri cimiteri. Ma se da un lato si tenta di far fronte a questo tipo di incursioni attraverso controlli intensificati, dall'altro l'amministrazione investe sulla manutenzione dei camposanti comunali, anche attraverso la sostituzione delle attrezzature ammalorate per renderli più fruibili e sicuri da parte degli utenti. Abbiamo chiuso il mese scorso un addendum contrattuale da 1.500.000 euro in 5 anni, 300.000 euro all'anno. Proprio grazie a questo adesso, proprio in questa settimana, abbiamo comprato 63 nuove scale, un investimento che non veniva fatto da oltre 20 anni in maniera così massiccia. Noi continuiamo a investire e stiamo dimostrando che sui cimiteri abbiamo un'attenzione senza pari, i cittadini ce lo stanno riconoscendo e noi comunque manterremo forte questa volontà, perché fa parte proprio del decoro e della dignità delle persone. Atto deplorevole contro alcune lavoratrici dell'ospedale di Schiavonia e Monselice. Sentite cosa è successo. Escrementi lasciati sopra il computer. La scoperta raccapricciante è stata fatta all'inizio del turno pomeridiano dalle dipendenti dell'USL 6 in servizio all'ospedale di Schiavonia, nell'ufficio dove vengono gestite le chiamate per l'accompagnamento dei pazienti nei vari reparti della struttura ospedaliera della Bassa Padovana. Un atto intimidatorio, un'umiliazione. Quel che è certo è che si è trattato di un gesto deplorevole, non solo sgradevole, che punta ad attaccare le lavoratrici nelle loro mansioni quotidiane. L'USL 6 ha già avviato un'indagine interna per risalire agli autori del vile gesto. Verranno analizzati gli accessi verificando le telecamere di sorveglianza e i passaggi dei badge. I fatti risalirebbero ad un periodo compreso tra sabato e domenica. Si tratta di un ufficio che non è accessibile al pubblico. Le feci umane sono state lasciate intenzionalmente dopo aver aperto parte del computer. Arriva in Parlamento il caso dello squadrismo Summerfest di Vedelago, interrogazione del PD al ministro Piantedosi. Squadrismo Summerfest. I parlamentari Dem, Rachele Scarpa e Piero Fassino hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per capire se sia a conoscenza dell'evento svoltosi sabato a Vedelago e se la prefettura di Treviso abbia già acquisito informazioni sulla manifestazione con chiari richiami al ventennio. Squadrismo, Camerati, Razzapiave, Scarpa e Fassino sollecitano il Viminale a verificare se ci siano gli estremi per contestare la violazione della legge Scelba e della legge Mancino. Di reati ha parlato apertamente il presidente provinciale dell'ANPI Giuliano Varnier. L'associazione Partigiani deciderà nel corso della riunione fissata per giovedì se presentare un formale esposto. Allo Stato non ne sono stati depositati né in prefettura né in procura. È sul fronte politico dunque che il caso tiene banco, come prova il dibattito in diretta a Focus. La libertà non si acquista una volta per tutte, la libertà è la libertà politica, la libertà rispetto al vecchio regime fascista è un fatto che viene conquistato quotidianamente, quindi non si dorme sugli allori. Però non vorrei neanche che si esagerasse. Era una festa privata, era una festa dove male a nessuno non ne hanno fatto, sono termini ed è un tipo di linguaggio lontanissimo da me, che non utilizzerei sicuramente, non esagererei insomma la cosa, però ecco, quello che io noto è una continua provocazione da parte del movimento di Vannacci. Il nodo sta proprio lì, Vannacci. A promuovere la quinta edizione del festival è stato infatti il montebellunese Cristian Zamperoni, da 2 mesi tesserato con Futuro Nazionale. Sta passando un linguaggio che non va bene, non va assolutamente bene, non è una questione di critica politica, di osservazione, di riflessioni che sappiamo tutti che va fatta assolutamente il confronto. Lui va oltre e va oltre anche coi propri iscritti all'interno del movimento, quindi è una cosa che dobbiamo veramente, che deve far riflettere al di là di questa festa che sia stata
più o meno conosciuta nel termine da parte di chi vi ha partecipato. Per l'ex europarlamentare leghista Gian Antonio D'Arè, alzare così tanto l'asticella rischia di essere controproducente per Vannacci. La destra e l'estrema destra c'è già con Vannacci, casomai Vannacci ha bisogno di avere quel voto moderato dell'elettorato che con queste uscite sicuramente non porta e non fa bene. È una festa privata e fino a prova contraria ognuno fa quello che crede. Poi associare questo a una scia di partito è sbagliato. Chiamare in campo la legge Scelba, quella Mancino, eccetera, eccetera, mi sembra un pochino esagerato. Parliamo ora di lotta al dissesto idrogeologico e alla polemica che sta divampando nelle ultime ore in Veneto a fronte di uno stanziamento nazionale, infatti di 98 milioni di euro proprio contro il dissesto idrogeologico. Ai comuni della nostra regione sono stati assegnati appena 4 milioni e mezzo di euro. Dura la presa di posizione di ANCI Veneto attraverso il sindaco di Treviso e presidente Mario Conte. Io ringrazio il governo che mette a disposizione dei comuni italiani ingenti somme per la messa in sicurezza idrogeologica, di polizia urbana e tante altre progettualità. Chiedo però fortemente al governo di rivedere le modalità di distribuzione di queste risorse per evitare, come ultimamente sta succedendo troppo spesso, che i comuni veneti vengano non penalizzati ma addirittura umiliati. Ci rimangono le briciole di questi bandi. Su un bando da 95 milioni, poco meno di 5 milioni sono arrivati ai comuni veneti. Il presidente di ANCI parla addirittura di un'umiliazione subita dai comuni veneti che prenderanno le briciole dal governo che dei 98 milioni di euro messi a disposizione per il fondo sicurezza ne destina appena 4,5 ai comuni del territorio veneto. Comuni che avrebbero bisogno dei fondi tanto quanto gli altri. Abbiamo necessità di queste risorse tanto quanto i comuni del sud e quindi è fondamentale rivedere le modalità di distribuzione di queste risorse con una sorta di federalismo regionale che dia la possibilità ad ogni regione di avere una percentuale adeguata di risorse da distribuire ai propri comuni. Il problema resta la virtuosità dei comuni veneti che spendono le risorse assegnate, hanno i conti in ordine eppure vengono penalizzati. L'appello dunque è anche ai parlamentari veneti che siedono a Roma, che alzino la voce. Sì, siamo virtuosi, però troppo spesso l'essere virtuosi diventa un elemento penalizzante e non valorizzante e quindi chiediamo che ci sia davvero un'inversione. Per questo chiediamo aiuto anche ai nostri rappresentanti nel Parlamento che sono sempre molto attenti e sensibili. Chiediamo di schierarsi a fianco dei sindaci per rivedere queste modalità di distribuzione di risorse che siano eque e che possano consentirci di dare risposte ai nostri cittadini sotto tanti punti di vista, dalle infrastrutture sportive, la messa in sicurezza idrogeologica, alla sicurezza urbana. Insomma, sono tanti i bandi che il governo sta emanando, ma sono troppe volte i comuni del Veneto si trovano sul fondo di queste graduatorie e quindi esclusi dal finanziamento. A Belluno ora dove sono in aumento le donazioni destinate ai trapianti, ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Comunità e rete sono le due parole attorno alle quali ruota il mondo della donazione di organi e successivamente evidentemente dei trapianti. L'azienda sanitaria ULSS Dolomiti di Belluno ha un coordinamento trapianti che comprende tutte le specialità che vengono seguite negli ospedali dell'azienda e a dirigere il coordinamento trapianti è il dottor Lorenzo Bernardi. Al mio fianco c'è anche il direttore generale della ULSS Dolomiti, Achille Di Falco, e partirei però subito perché il tema importante che emerge oggi è che la donazione è importante certamente, ma che la provincia di Belluno, nonostante sia una provincia che invecchia, scarsamente abitata, è comunque una provincia che dona, è una provincia attenta a questo gesto che è fondamentale per la vita propria e altrui. Certo, e di questi buoni risultati non si può che ringraziare la popolazione bellunese
ringraziare coloro che sono stati donatori, che hanno donato e quindi hanno espresso un sì in vita alla donazione, e ringraziare le loro famiglie, al di là dei numeri, che sono numeri diciamo percentualmente buoni. Però ricordo che anche molti bellunesi, ad esempio, donano a Treviso quando vengono centralizzati, soprattutto in rianimazione neurochirurgica per patologia. Comunque, ecco, diciamo, ringraziamo tutti i donatori. Senta, dottor Bernardi, l'età è una variabile importante al momento della donazione? Diciamo che io direi così, non c'è età per non andare incontro all'attuazione di questo dono. Abbiamo donatori in alcuni casi che superano anche gli 80 anni. E i numeri che voi naturalmente oggi avete anche espresso partono sì dalla considerazione delle equip, no? Che arrivano per poi, sono le equip che poi arrivano da fuori, che sono quelle che poi trapianteranno, eseguiranno materialmente. Oltre ai medici però c'è una bella pattuglia di infermieri e a loro spetta un compito fondamentale. Qual è? Certo, ma infatti il maggior carico in questa attività ce l'hanno gli infermieri dei nostri coordinamenti ospedalieri trapianti, che hanno una parte importante anche nel mantenere la comunicazione con i familiari dei donatori. Dottor Di Falco, lei è arrivato a reggere l'ULSS Dolomiti, si aspettava innanzitutto questi numeri e si aspettava questa realtà che è molto importante, fondamentale? Non so se me l'aspettavo, di certo sono particolarmente contento. C'è una visione di equip molto importante, una visione multiprofessionale dove ciascuno sa utilizzare al meglio le proprie competenze. Questa equip multiprofessionale ha incontrato una comunità che non soltanto è accogliente, ma si scopre essere molto aperta alla donazione. È un rapporto di fiducia reciproco molto importante che cercheremo di sviluppare al meglio, nonostante, come avete visto, insomma, abbiamo degli ottimi numeri su questo tema, e anche il tema delle opposizioni è di fatto un tema molto modesto, su cui però insieme cercheremo di lavorare. Dottor Di Falco, la donazione è vita. Ricordiamo come è possibile manifestare la propria volontà. Le modalità sono le più diverse, dal comune al sito del Centro Nazionale Trapianti all'azienda stessa, quindi l'importante è fare una scelta profonda e consapevole, ricordarci che doniamo vita e qualità di vita vera nel senso della donazione di organi, ma anche un'importante qualità di vita nella donazione di tessuti, insomma, quindi l'importante è una scelta consapevole, le modalità ci sono le più varie, se avete dubbi comunicatelo e noi vi faremo sapere come. Nel veneziano ora, dove torniamo a parlare del nubifragio che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto sul litorale, in particolare nella zona di Bibione. Con Filippo Fois, viaggio tra negozi e vie allagate. I negozi sono allagati, sale da pranzo, sale delle pizzerie, con danni importanti, al di là di economici, una figura un po' imbarazzante verso i clienti, ma non è neanche tanto il danno economico sui materiali, ma proprio un danno anche morale. Qualcuno ha parlato subito di bomba d'acqua ed effettivamente in quella mezz'ora su Bibione ha piovuto parecchio, certamente sopra la media, ma chi qui vive e lavora, in questo caso siamo in Viale Aurora, non accetta la motivazione dell'evento atmosferico estremo e dagli esiti incontrollabili. Ci spostiamo in Piazza Fontana. Essendo che Bibione ha le fognature di 60 anni fa, non scorrono più tanto bene i tombini, e quindi l'acqua non sgorga giù, a noi è entrata solamente 2 centimetri di acqua in negozio. Lì qua nel ristorante avevano tutta la sala esterna completamente allagata. Non è la prima volta che capita, Capita tutti gli anni praticamente. L'anno scorso è capitato il 10 di settembre, ha fatto svariati danni. Non è quindi la prima volta che verso la fine dell'estate si verificano problemi legati ad una pioggia più abbondante e Bibione si trasforma, come ci racconta questa ragazza che lavora in Via delle Costellazioni. La strada verso là, tipo
da quando iniziavano i San Pietrini, credo i San Pietrini, vabbè, comunque fatto sta che era tipo allagata e vedevi la gente, cioè, che andava scalza, poi anche i bambini che giocavano nelle pozzanghere. Era tutto molto bello se non avessi dovuto tornare a casa dopo lavoro. Diciamo che è un po' un tallone d'Achille, perché quando scendono delle gocce in più e la rete fognaria va un po' in deficit, ecco, bisognerebbe un po' risolvere questo problema. Si è parlato di bomba d'acqua, ma c'è anche qui chi ci ha detto non ci è sembrato che avesse piovuto così tanto da giustificare. Oddio, adesso non so i millimetri, non credo proprio una bomba d'acqua, c'è stata abbastanza acqua, però non credo una bomba, adesso non so i millimetri. Insomma. Lei ha mai avuto problemi, avete mai avuto danni durante una di queste alluvioni? Su un negozio più in giù sì, Sempre di scarpe? Sì, sempre di scarpe. E ha perduto della merce? Qualcosina. La fortuna è che questa volta la pioggia è caduta in un momento in cui i negozi e i ristoranti erano aperti e si è potuti intervenire subito. Io ero qui dentro il negozio che sistemavo e fortunatamente sono riuscita a chiudere tutto in tempo e a mettere gli asciugamani e a chiudere la parte dove entrava l'acqua. Diciamo, se fosse capitato di notte quando nessuno è presente, i danni ci sarebbero stati di più. Certamente, sicuramente, anche perché di notte insomma nessuno è in negozio, quindi tempo di arrivare, ti ritrovi l'acqua invece che trovarti a 1 metro dalla porta, te la ritrovi fino in magazzino. Non so di chi è la colpa, però onestamente commercianti, imprenditori, tanti colleghi mi hanno scritto perché io ho postato dei video, onestamente la nostra situazione imbarazzante con i clienti che avevano le scarpe bagnate, i nostri camerieri hanno pulito, le nostre ragazze hanno pulito in maniera splendida, ci sono tolte proprio, sono bagnate scarpe, calzini, hanno pulito quello che potevano fare. Adesso abbiamo ripristinato il locale, però c'è qualche collega che non apre. L'economia, ora l'uscita di Leonardo Maria Del Vecchio dalla gestione di Essilor Luxottica è uno strappo che pesa soprattutto ad Agordo, dove Luxottica è nata e dove ancora oggi batte il cuore industriale del gruppo. Fuori dai cancelli dell'azienda, tra le maestranze, abbiamo registrato forte preoccupazione. Sentiamo. C'è stata un po' di preoccupazione perché insomma alla fine fa parte della famiglia Del Vecchio, quella era la storia della nostra fabbrica, insomma quello è. La preoccupazione sul futuro degli stabilimenti italiani di Essilor Luxottica, quello storico di Agordo, sopra ogni cosa non può essere nascosta. Al cambio turno in migliaia si riversano nei parcheggi a Valcozzena, a testa bassa, poca voglia di commentare, ma chi accetta di parlare lo fa con senso di responsabilità e gratitudine. Si vedrà la differenza? Sì, però purtroppo in peggio. Siete preoccupati? Sì, si poteva sentire che c'era una discesa, negativo però. È strano, non so cosa pensare sinceramente. Voi siete preoccupati? Ma io veramente sono vicina alla pensione, quindi non sono preoccupata più di tanto, ma per gli altri non lo so che conseguenze ci saranno. Il clima all'interno dell'azienda, tra di voi anche, è cambiato da quando è morto il Cavalier Del Vecchio? Un po' sì, perché era l'anima della nostra, era nostro padre praticamente, era sempre considerato un padre e quindi sì, è un po' un dispiacere. Da quando è morto Leonardo Del Vecchio, che cosa è cambiato all'interno della fabbrica? Tra di voi l'avete percepito? Allora, io ho pochi anni dentro, però da quello era un po', diciamo, un esempio in più in noi, era proprio, non so, l'amore che dava per i dipendenti. Ha cambiato tante persone qua, ha cambiato la vita di tanta gente qua, ci ha dato opportunità di migliorare la loro vita, di tanti stranieri, quindi è normale. Speriamo che sarà ancora così la fabbrica. Adesso vedremo i cambiamenti. Già quando è morto Leonardo Del Vecchio ce ne sono stati tanti e invece adesso chi vivrà vedrà. Non sappiamo cosa succederà. Siete un po' preoccupati? Se devo essere sincera, sì. Io personalmente, poi magari non è niente, però insomma fa pensare. Chi parla, lontano dal microfono, telecamera spenta, ammette che il lavoro in fabbrica è calato tanto e l'aria è più pesante, ma ci sono anche distinguo interessanti. Penso che ormai Del Vecchio dopo Leonardo non significhi più niente in un certo senso,
ci sono già state tante scissioni, ormai è solo un nome credo, quindi sarà portata avanti da altri. Tra gli osservatori acuti della vita, anche economica, nell'Agordino spicca il volto e la voce di Mirko Mezzacasa di Radio Più. Gli agordini hanno vissuto e anche condiviso la grande ascesa di Luxottica fino al culmine della parabola. Lo abbiamo fatto con entusiasmo e attenzione. Con altrettanta attenzione e molto meno entusiasmo seguiamo le vicende non da oggi ma da un po' di tempo, da quel giorno che abbiamo sempre temuto, perché da anni si dice: quando non ci sarà più il Cavalier del Vecchio che cosa accadrà? Mio nonno diceva: una generazione fa, una generazione mantiene, l'altra distrugge. La storia ci dice che ad oggi una generazione ha fatto, questo è sicuro, Leonardo Del Vecchio con Luigi Francavilla. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo il TG, come sempre, l'appuntamento è con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Buon pomeriggio.